Un ottimo avvio e continua ancora il successo di questa edizione 2021 della Fiera regionale dei vini di Butrio. Sì, credo che già giovedì abbiamo avuto un buon successo con la cena delle corone. Domani ci sarà, diciamo così, una novità, che saranno delle degustazioni che oltre ad essere in presenza saranno anche con collegamenti a distanza, e questo ci permetterà comunque, ecco, di dare la possibilità a chi viene a degustare dei vini particolari, che sono quelli legati alle corone che hanno vinto a livello regionale, che sono inclusi nella guida 2021 della guida Vini Buoni d'Italia, dei vini autoctoni, che si occupa dei vini di promuovere i vini autoctoni a livello nazionale, con cui noi collaboriamo da più di una decina d'anni. Quindi io invito i visitatori a poter degustare questi vini, accanto anche dei vini dei produttori locali, che sono in questo caso di tipo internazionale, per dare la possibilità di avere un'ampia, diciamo, scelta a chi è un amante dei wine lovers, come si dice. Siamo ripartiti stamattina da Butrio con un convegno dal titolo C'è vino di fa, che era dedicato proprio al futuro dell'enoturismo, soprattutto in questo periodo di ripartenza. Siamo ripartiti alla grande in Friuli Venezia Giulia, già con cantine aperte a fine maggio, che ha registrato il sold out e che si ripeterà con un'edizione bis questo weekend. Non solo, questo weekend ripartiranno anche le esperienze sulla strada del vino dei sapori del Friuli Venezia Giulia, che coinvolgono non solo cantine ma anche aziende agroalimentari. Il nostro obiettivo infatti è quello di promuovere sì il turismo del vino, ma anche il turismo gastronomico, e quindi è più facile anche parlare di altri territori del Friuli Venezia Giulia, non solo della fascia collinare ma anche della fascia montana e della fascia costiera. Chiaramente a noi l'anno scorso è mancata moltissimo la Fiera regionale dei vini. Quest'anno viene riproposta con un format modificato ma estremamente interessante e stimolante, e sicuramente un format che potrà essere riproposto in modo parziale anche negli anni prossimi. Chiaramente noi aspettiamo tutte le persone che c'erano prima del Covid, però abbiamo la possibilità in questo modo di far vedere cosa si fa a Butrio anche a distanza, proprio attraverso il web. E qual è il bilancio allora del talk show? Dico sempre che il bicchiere mezzo pieno, perché ci vuole l'ottimismo, quindi questa mattina il fil rouge, non perché si parlava di vino rosso, perché c'è anche il vino bianco, il fil rouge è stato l'ottimismo, c'è voglia di ripartire proprio dalle eccellenze vitivinicole, friulane, italiane. Cibo e vino e turismo vanno a braccetto, quindi venite, vi aspettiamo. Oggi è andata benissimo il talk show, domani proprio qui alla fiera, mi raccomando.